Mauro Armelao io lo definisco un umile servitore dello Stato, perché da 30 anni faccio il poliziotto in mezzo alla gente, ho aiutato tante persone, ho fatto il mio lavoro, ho svolto il mio lavoro in maniera onesta e credo di poter dar tanto a questa città che conosco in ogni minimo dettaglio. Il centrodestra si presenta unito nella figura di Mauro Armelao come candidato sindaco a Chioggia. Oggi il governatore Zaia ha voluto essere a suo fianco per sostenerlo. Noi diamo disponibilità ai territori, ma anche di avere poi sindaci che si dichiarino collaborativi e che non pensino alle polemiche di partito contro il Presidente della Regione o la Giunta regionale, ma che pensino al bene delle loro città, in questo caso Chioggia. Penso che con Mauro riusciremo a fare un bel lavoro. L'obiettivo di Armelao è essere vicino alla gente, ascoltando ogni categoria. Mi aspetto che i cittadini capiscano la bontà del nostro progetto, l'umiltà del candidato del centrodestra, che sarà un sindaco tra la gente, nei fatti, perché come ho detto in tantissime occasioni ormai in questi giorni di campagna elettorale, voglio che il sindaco torni ad essere in mezzo alla gente per ascoltare i problemi e anche risolverli. Chioggia ha bisogno di ripartire, ha bisogno di una macchina comunale che torni ad essere una Ferrari, che torni ad essere e a dare risposte alla città. L'amministrazione comunale tornerà ad essere amica di tanti cittadini che attendono risposte, tornerà ad essere amica delle parrocchie, tornerà ad essere amica delle associazioni di volontariato, degli imprenditori che quindi potranno investire i loro soldi per migliorare la qualità dei servizi resi ai turisti, alla città, creando anche nuova occupazione. E poi c'è la questione autonomia. Dobbiamo avere la possibilità di decidere le cose qui a livello locale, è importantissima la presenza appunto del governatore Luca Zaia e anche della vicepresidente De Berti per far capire alla città e ai cittadini che votare Mauro Armelao e votare il centrodestra vorrebbe dire avere un filo diretto con la regione del Veneto.